Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero con linea diretta pomeriggio, già con noi collegata l'onorevole Elena Lizzi per parlare un po' di Unione Europea in generale e quello che accade nella lontana Strasburgo e Bruxelles. Innanzitutto buon pomeriggio e ben ritrovata onorevole. Buon pomeriggio a voi e saluto anche tutti i telespettatori e le telespettatrici. Grazie, allora apriamo subito. Quali novità ci sono proprio nelle ultime ore che ci vuol raccontare dei fatti accaduti da quelle parti? Beh, qua ovviamente succede sempre di tutto. La preoccupazione in questo periodo naturalmente riguarda la capacità da parte degli Stati membri di predisporre i piani nazionali di ripresa e resilienza per presentarli per tempo all'Unione Europea, alla Commissione in particolare. La scadenza sappiamo che è il 30 di aprile, affinché poi entro i 2 mesi successivi la parte politica, una volta verificata insomma la compatibilità dei progetti e dei programmi con le politiche europee, possa esprimersi in merito. Qui sappiamo che a casa nostra ci eravamo lasciati con considerazioni, no, sullo stato dell'arte e sulla salute di un governo che poi dopo, come da previsioni, è stato, diciamo, sfiduciato ed è stato sostituito con un Presidente del Consiglio che sicuramente ha una grande fama e grande riconoscimento in Europa e naturalmente le attese sono proporzionalmente conseguenti. In questo momento credo che tutti i ministri stiano operando per cercare di predisporre sicuramente il piano nazionale, ma anche per interagire in modo diverso e più efficace proprio con i commissari competenti all'interno delle singole competenze. Abbiamo visto già un cambio di passo, devo dire, nelle azioni del nostro ministro Giorgetti, che si è attivato subito, sia per quanto riguarda la possibilità di produrre in Italia i vaccini e quindi dare di nuovo vigore al settore farmaceutico, farmacologico, ma anche oggi abbiamo visto che si è speso anche per la tutela della filiera agroalimentare, perché noi siamo conosciuti nel mondo proprio anche per i nostri prodotti, tra le varie, ecco. Chiaro. Però non volevo parlare solo io. Certo, no, ma io l'ho lasciata fare l'introduzione anche per sapere un po' quello che accade, no, nelle ultime ore, perché sappiamo, abbiamo letto qualcosa magari questa mattina attraverso la stampa locale, ma vogliamo sentire un po' dalla viva voce sua. Come vedi, oggi mi sono messo un po' in penombra, no, perché piace anche fare questi modi un po' strani di conduzione, no? Perché il sole quando non serve vede fuori, poi quando serve invece non c'è, ma noi ne approfittiamo perché è la nostra finestra, no, sul mondo informativo. Senta, in questi minuti, no, c'è l'incontro con Erdogan da parte del vostro capo, Segretario. insomma, no? Ecco, il vostro segretario è andato in Ungheria per parlare non solo virtualmente o fisicamente con il capo Maggiaro. Coschinassi, come dicono a Trieste. Ma diciamo che è una riflessione più che come da spinte giornalistiche su presunte adesioni da parte
diciamo, della Lega al Partito Popolare, c'è una riflessione probabilmente in corso e che riguarda, credo, un po' tutti i colleghi europarlamentari, su quale sia lo scenario futuro e quindi la proiezione degli impegni delle forze politiche per quanto riguarda, diciamo, l'avvenire dell'Unione Europea. La riflessione sicuramente riguarda diciamo, i valori della destra, no? Della centrodestra, della destra, e questo credo che sia l'argomento oggetto di confronto oggi tra Salvini, che sarà accompagnato dal nostro presidente del gruppo che è Marco Zanni, che il gruppo, voglio ricordare, rappresenta anche altre nazionalità, non solo la Lega Salvini Premier italiana, no? E ci sarà, da quello che ho capito, anche Lorenzo Fontana, già ministro per la famiglia e affari esteri della Lega, certo. del primo governo Conte, e da poco anche delegato proprio per le politiche estere. Visto che Giorgetti ha abbastanza impegni. Ecco, mi permetta, onorevole, indiscrezioni di stampa dicono che c'è un po' da risistemare, no? Per quanto riguarda questa destra considerata da molti populista e via dicendo, perché c'è da una parte Salvini, ma dall'altra parte c'è la Meloni con la sua area politica che sta entrando dentro a livello europeo. Prove tecniche di trasmissione per dare alternativa ai meloniani, oppure comunque tra Fratelli d'Italia e Lega c'è comunque l'accordo, prosegue anche se in corso d'opera ci sono stati alcuni, tra parentesi, incidenti di percorso? No, io credo che la riflessione debba avvenire proprio nel panorama europeo, no? Perché noi adesso vediamo che sullo scenario, quello che conoscevamo tradizionalmente suddiviso tra Partito Popolare Europeo e Socialisti e Democratici, si sono affacciate altre forze politiche, tra cui anche la nostra, che hanno un po' compresso questi gruppi parlamentari tradizionali e hanno un po' ridisegnato, così come ha fatto anche l'ingresso del gruppo dei Verdi, gli equilibri, che non sono più diciamo una maggioranza composta da 2 gruppi parlamentari, ma servono 4, se non addirittura talvolta anche 5. Quindi questi scenari, no, che sgretolano, se vogliamo, da una parte diciamo le certezze sui valori fondanti che magari potevano essere diciamo i punti di riferimento dei decenni scorsi, diventano e devono anche normalmente generare degli interrogativi, perché la prossima campagna elettorale, ora che conosciamo meglio un po' tutti, causa Covid anche, no? L'efficacia o l'inefficacia o i limiti dell'Unione Europea, credo che la prossima campagna elettorale saremo tutti chiamati a farci una domanda: più Europa o più tutela nazionale? Punto primo. E nel percorso comunque, visto che noi abbiamo giustamente aderito, anzi siamo fondatori del percorso europeo, con quali valori, con quali principi e con quali obiettivi di riferimento? Io credo che sia doveroso da parte di tutti i partiti cominciare a guardare anche al di fuori dei confini nazionali per trovare delle forze comuni e degli obiettivi comuni. In questo percorso credo che insomma il rapporto con Fratelli d'Italia e con Meloni, con Giorgia Meloni, sia corretto, almeno per quanto ne so io, anche con i nostri colleghi. Chiaramente è un percorso che dovremo fare un po' tutti. Credo che lo faranno anche a sinistra e lo faranno anche i popolari. Poi il dibattito non è detto che porti a costruire dei percorsi, un dibattito è un dibattito, no? Ci si confronta, si ragiona, si trovano i punti in comune e le distanze, chiaramente. Per quanto riguarda invece questi cambi di maggioranza a livello nazionale, a livello locale, chiaramente il buon giornalista deve sempre fare le domande, però l'analista dice c'è una bella differenza fra le politiche e le amministrative, no? Perché bisogna sempre fare questi e soprattutto sulle amministrative ancora ulteriore va analizzato, perché un conto sono le regionali, un conto sono le comunali e quelle locali, no? Ecco, però
C'è sentore, secondo lei, di prove tecniche anche qui con probabili future alleanze a sorpresa rispetto a quello che è il canone standard attuale in Italia? Ma se è una sorpresa non possiamo certamente Oggi è il saperlo primo di anticipatamente, aprile, no? si Appunto. ricordi. Poi appunto il 1 di aprile Eh, non sbilanciamoci in cose, diciamo così, in congetture. No, direi che a livello comunale sicuramente i cittadini, conoscendo le persone più da vicino, non fanno certamente riferimento tanto ai chiaro. partiti quanto alle persone. L'esperienza di governo sarà misurata dagli elettori, anche se è una condizione straordinaria al momento in cui gli elettori stessi dovranno giudicare l'operato di questo nuovo governo. Noi abbiamo chiesto un cambio di passo, abbiamo detto che vogliamo il bene dell'Italia, quindi siamo disposti per un periodo a lavorare anche insieme, anche misurandoci con persone con cui normalmente ci troviamo anche per affinità politiche molto distanti. E su altri livelli direi che è il caso di rilevare che c'è stato un primo cambio di passo. Chiaramente ci sono anche delle discussioni ogni tanto, delle prese di distanza, perché sta nella dialettica proprio di lavorare insieme forze politiche così distanti. Poi volevo, visto che ho fatto riferimento prima ai comuni e alla regione, io vorrei dire, tanto visto che siamo il 1 di aprile, mi sarà concesso, nelle altre Prego. regioni e forse e anche in tutta Europa si parla anche di provincia, e qui noi non possiamo più parlare di provincia perché qualcuno le ha abolite. Beh, ma adesso nascono le DR, no? Tanto per essere chiari, no? Ho capito, Beh, però gira bisogna rigira la fare... minestra sarà quella, perché Sì, se non sbaglio ci saranno le elezioni nel 2022, no? sì, però bisogna fare dei passaggi al Parlamento, insomma, Certo, non è così banale, sicuramente un percorso, però abbiamo buttato 7-8 anni spostando le competenze dalle province agli enti, alla regione, ai comuni, alle UTI, e adesso sono tornate ai comuni. E nel frattempo, e penso soprattutto all'edilizia scolastica, la popolazione scolastica, parlando di studenti e anche di insegnanti, corpo docente in generale, hanno pagato un prezzo abbastanza caro in termini di sicurezza, anche se chiaro. vogliamo, no? Aggiungendo ora anche a quello, diciamo, del rischio sanitario, ecco. Certo. Bene, io ringrazio l'onorevole Elena Rizzi, ricordo ancora eurodeputata per quanto riguarda la Lega al Parlamento Europeo. Grazie ancora per il suo intervento, avremo altre occasioni con lei anche per approfondire, no? Quello che accade Sì. non solo di qua e di là del confine, tanto per essere chiari, no? Ma giustamente anche lei ha lanciato un sasso per quanto riguarda un po' il territorio locale per entrare poi un domani anche in queste nuove enti intermedi che sarà da capire effettivamente che ruolo avranno, e lei lo ha un po' già specificato, perché giustamente ha detto è facile scrivere, poi bisogna mettere la teoria alla pratica, no? E chiaramente in Italia le cose sono molto 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 a rilento, poi devo sempre far fatica, no? Mi permetta, onorevole, io e lei siamo tanti anni che ci conosciamo. Devo sempre capire, cioè fanno intanto gli enti, no? Oppure li cambiano, li girano, però stranamente le poltrone sono già pronte, no? Queste cose non riesco a capire, no? È come se si fanno le sedie e devi ancora produrre la cadrega oppure prendere la fabbrica per aver già venduto la sedia, no? Tanto per essere chiari, sono un po' cose strane che succedono da noi un po' dappertutto. No, non lo so se posso ancora un minuto. Prego. Ho fatto la battuta perché è proprio di questi giorni l'indicazione, no, di capogruppo alla Camera della persona che in regione, da presidente della regione, ha eliminato le province. Essendone poi anche precedentemente stata rappresentante. Io questo l'ho trovato una scelta politica decisamente arbitrale, che ha generato dei danni non da poco in termini anche di sussidiarietà e di abitudine che avevano i comuni della nostra regione a lavorare in sinergia, in sintonia. Abitudine che si è ripresa pian pianino grazie al nuovo corso dell'amministrazione regionale guidata da Massimiliano Fedriga,
che non solo perché fa parte del mio partito, ma anzi ne è stato segretario fino a pochi mesi fa, ma perché è proprio una persona carismatica e caratterialmente predisposta al dialogo, è stato possibile fare un percorso di recupero, però noi sappiamo che i recuperi sono sempre più difficili di quanto è stato prima fatto. Certo. Quindi scrivere le leggi sicuramente l'assessore Roberti ci ha messo il massimo impegno con tutti gli uffici, il consiglio regionale, però poi fare il percorso conseguente prende più tempo. Nel frattempo, anche visto che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, il percorso naturalmente va a rilento, no? E può generare ulteriori problematiche di servizi. Per quello, quando ci si avvicina alla pubblica amministrazione, più che alle sedie, bisogna pensare se abbiamo idee e la testa, soprattutto, e la competenza, Chiaro. la preparazione e la passione per realizzare le idee. Perfettamente d'accordo con lei. Bene, io ringrazio nuovamente l'onorevole Elena Rizzi, le auguro buona Pasqua a lei e alla sua famiglia e ci diamo appuntamento chiaramente quando avrà novità importanti, basta solo che mi chiami e vedremo insomma di fare un live in diretta o diretta anche quando si trova qui in Friuli oppure quando è in quel di Strasburgo o Bruxelles in base agli spostamenti. Per quanto invece riguarda gli appuntamenti con friulitv.net, linea sera termina qui, passeremo chiaramente verso le 23 per una veloce edizione notte con aggiornamenti e ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Chiaramente nel corso della giornata e della serata vi terremo aggiornati sugli andamenti di cronaca con video servizi flash o altrimenti le notizie attraverso il nostro sito www.friulitv.net o altrimenti le nostre pagine social. Come avete già letto attraverso internet ci sono importanti novità che ci riguardano direttamente, ma ve le sveleremo un po' alla volta perché la sorpresa di Pasqua va aperta a Pasqua e mai prima, e l'uovo bisogna stare attenti che dentro non ci sia la sorpresa sbagliata. E soprattutto se si parla troppo prima ancora di mettere la nave in molo, si va a rischio di finire nella prima rada e, come si dice in questi casi, ciao mare. Bene, grazie come sempre a tutti, buon pomeriggio e buon proseguimento di giornata e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.